Salut a tutti, ringraziavi di seguire noi come ogni giorno per E Campa qui, non terci FM, abbiamo scelto un paese d'Erbadiolo e noi abbiamo di Arogna settimana. Seconda tappa è manda a scontrare subito un commerciante, Miguel Cristini, che ha un stabilimento dunque in Erbadiolo. Ora dobbiamo subito. RCFM e Campa qui. Ho sempre fatto più o meno commercio in paese, sono stato dragolino con le pizzerie pendente 5 anni in cantone, ho venduto legna, ho sempre avuto salario con commercio e oggi anche più che non so. Su stabilimento non ta umanda, non ta lia, a scienza che un parente mi ha lagato terreno per farla e piano piano con l'aiuto di me è giunto a nascere così a Sant'Antonio. Femma mangiare, proponiamo pizze, carne, piatti nostrali, appena di tutto, dice cosa abbiamo fatto. Siamo a Bartalanada, siamo in stagione tutti i giorni, dopo l'inverno ci abbiamo una volta a settimana o luni. Allora sociale è importante, e i paesani che rispondono presenti, che benano, quelli di Cantone, che lo si può dire, altri anni anche più basso, o burro di uoso, si può dire che allora c'è un altro caffè che è a Bartalanada, che propone ciò che lo sa fa anche lui, c'è due commerci alla nada in Erbadiolo. Complicato, ci sono dei giorni, devo un meccanismo, facciamo un caffè, poi ci sono dei giorni, ci richiappiamo, un giorno mondo, ci sono i clienti, può essere forse più in fine di settimana che in mese di settimana, ma si può dire che la gente ci sono. Ma sentiamo non il paese è come l'altro, i paesi di corsi, non domanda che accampare, che si aiutati, che avere io per fare, e appena forza, appena più di gioventù ci vorrebbe aiutare appena più un'integrazione intrapresa e o abbiamo caso che voilà, la giovate un solo che ha anche che mi hanno prestato i soldi o se non non ho avuto nessun aiuto dal punto di vista finanziario dice radio. A mia speranza è che se non cresce mica la popolazione che non cade più stiamo così mantenere quantunque una vita, un segno di vita con la soci o con i commerci nei paesi. E domani parleremo di una manifestazione, di un avvenimento che si passa ogni anno in Erbadiolo, sono i scontri di Uino. Ne parleremo con Bastiano Santucci, a domani dunque per la Sevilla de Campa qui, in paese d'Erbadiolo. RCFM e Campa qui.